Sant'Efisio a Sinai non si era mai visto. In realtà Sant'Efisio a Sinai non c'era mai stato. È arrivato in occasione del 15° anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco della chiesa di Sant'Isidoro, Don Walter Onano, cappellano della festa del Santo, ogni 1° maggio a Cagliari. Così Sinai si veste a festa, una festa di colori, profumi, devozione. Il simulacro del santo ha lasciato per poche ore la sua chiesetta di Stampace ed è arrivato a Sinai accompagnato dall'Arciconfraternita del Gonfalone e dal gruppo folk di Villanova, scortato dai vigili urbani a cavallo e da 2 carabinieri in alta uniforme. Col martire sono arrivati a Sinai anche le reliquie, custodite nella caserma Monfenera di Cagliari. Ad accogliere il santo all'ingresso del paese, vicino alla Madonna di Bonaria, nella via Roma, c'erano i parroci di Sinai, il sindaco Barbara Pugeddu, gli amministratori locali, ma soprattutto migliaia di fedeli arrivati anche dai paesi vicini. Dalla via Roma una processione con i gruppi folcloristici vestiti con il tipico costume sardo hanno attraversato le vie principali del paese sino alla chiesa di Sant'Isidoro, dove Don Walter Onano ha celebrato la messa di ringraziamento con gli altri sacerdoti. Hanno partecipato alla sfilata anche i cavalieri dei Sbasonis, i miliziani con gli antichi costumi e le launeddas del maestro Orlando Magia. Presente anche il principe Luigi Maria Picco, 155° Gran Maestro del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio con i cavalieri in divisa. Al termine della messa, dopo uno spettacolo pirotecnico a sorpresa, a tutti i sinnaesi e ai fedeli presenti in questo appuntamento storico più unico che raro, è stato offerto un rinfresco con piatti tipici e dolci della tradizione sinnaese.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio che salva e consola, sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Carissimi, all'inizio di questo pellegrinaggio richiamiamo alla mente con quale animo abbiamo maturato questo proposito. Il simulacro e le reliquie di Sant'Efisio che sono giunte qui da noi a visitarci e la nostra numerosa presenza e solenne partecipazione attesta la devozione del popolo di Dio e dei fedeli che oggi sono a Sinai, convenute da tante parti. Tale celebrazione ci confermi nella vita cristiana e ci stimoli alle opere di carità. E verso i fratelli e le sorelle che incontreremo, traiamo oggi forza e coraggio per portare in dono l'esempio della nostra fede, speranza e carità, perché tutti insieme, residenti e pellegrini, possiamo arricchirci nella mutua edificazione. Fratelli e sorelle, rendiamo gloria a Dio che ci dona questo particolare tempo di grazia. Oggi abbiamo la possibilità di rinnovare tutta la nostra vita. Tornando alle nostre case, dobbiamo vivere in conformità alla nostra vocazione, in virtù della quale siamo stirpe eletta, regale sacerdozio, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato. A noi Egli affida la missione di annunziare la potenza di Cristo, che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua splendida luce. Che Sant'Efisio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, ci aiuti con la sua intercessione a vivere conformi a Cristo e al suo Vangelo. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, tu provvedi a chi ti ama e sempre e dovunque sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero. Assisti i tuoi figli in questo giorno solenne nel suo pellegrinaggio in onore di Sant'Efisio e guida i loro passi nella tua volontà, perché protetti dalla tua ombra nel giorno e illuminati dalla tua luce nella notte, possano giungere alla meta desiderata. Per Cristo nostro Signore. Dio nostra salvezza ci guidi nella prosperità e nella pace. Amen. Beni benio Sant'Efisio.
Giuseppe e Maria, su nomini te Gesù, su Giuseppe e Maria.
stati in mezzo. Ma perché lì non si mette? Mamma qua. Maria, plena de gracia, su Signore es contigo. Benedicta sei tu. Santa Maria, Mamma de Deus, pregai-nos nosotros pecador, y hora dessa morte nostra, mi Gesù. Benedicta sei tu. Posso vedere il braccio? Ciao. Ma è possibile questo bambino che non vuole Kami lima, itu kan aku biu. È là.
Laura che stia. Beh, certo. Ciao Matteo. Se trovi questo tratto dove vai? Non ho capito.
che bello, uno più bello dell'altro. Mi sto facendo prendere vicino a voi altri perché amo il costume sardo, amo tutto di voi. E siete delle belle ragazze. Grazie. Una più bella, cioè anche tu sei carino, però siete stupende voi con questo abito. Grazie. È una cosa straordinaria, insomma. Giulia, aggiungiti anche tu, vai. Assieme alla signora. Sono anni che chiedo. Mi piace anche il maschietto, guarda. C'è. No, ma Vedi. non aver paura, tocca pure, Guarda che sono felice. Sono fertile, guarda, questi sono i bottoni della fertilità. Va bene allora. Comunque sono emozionata, non so se devo piangere o... No, Anche per noi è la prima volta. Per te io sono anni che dico che volevo vedere una festa proprio, perché vado sempre su Facebook. noi ci siamo. E sempre vado a cliccare, vado a vedere le cose sul cavallo. L'ha detto apposta. Però però non sono riuscita mai a vedere proprio dal vivo. E adesso Vi ho toccato, vi ammirate, è una cosa stupenda, sono senza parole. E viva la Sardegna! Viva la Sardegna.
Ciao Matteo, ciao Maurizio, grazie. Oggi insomma, era giusto essere qui perché era giusto anche insomma, testimoniare, quindi voi avete gli strumenti per poter testimoniare questa giornata, è stata davvero commovente, dimostra quanto la gente del Sinai sia davvero in certi momenti molto solidale, unita. Per stare insieme e vivere insieme una festa così importante. E poi scusate, ricordare anche in questo momento il patrono Sant'Efisio che è protettore della Brigata Sassari. Ricordiamo che abbiamo tanti ragazzi di Sinai che sono purtroppo in Afghanistan, rischiano tutti i giorni, quindi un ricordo anche a loro, un saluto, mi sembra doveroso. E gli auguri da un Walter che ha permesso tutto questo. Giusto? È giusto. Grazie. Il Consiglio Comunale di Sinai rappresentato da me è particolarmente entusiasta di questa manifestazione coinvolgente che ha mobilitato tutti i cittadini, un segno di convergenza verso la fede, generato in una maniera particolare. Ho sentito delle testimonianze da parte di alcuni amici qualificati che coinvolti anche per le prime volte nel frequentare questo santo mi hanno riferito che sono particolarmente rimasti attaccati a questa manifestazione. Mi ha colpito anche a me la partecipazione talmente convinta da parte della nostra cittadinanza.